Quali sono i termini del glossario enologico più in uso? Bene, i termini utilizzati ormai sono innumerevoli, insomma c'è anche questa evoluzione della lingua, questa maggiore conoscenza, per cui si tende a descriverlo nella maniera più completa possibile il vino, ma utilizzando una terminologia semplice bisognerà guidare il degustatore appunto a cercare termini comunque abbastanza vicini al modo di vedere e degustare il vino. Dal punto di vista visivo naturalmente vedremo di capire bene il colore, quindi quando parliamo di vini bianchi generalmente utilizziamo una terminologia molto semplice, abbiamo dal giallo al giallo paglierino, una terminologia che invece va vista in maniera più accurata riguarda la consistenza del vino. In base a come il vino si muove nel bicchiere noi cercheremo di appurare qual è il suo grado di consistenza. Per noi sommelier già la consistenza ci dà comunque degli indicatori, trovandosi di fronte a un vino più compatto, più alcolico, con una materia diciamo solida, fra virgolette, più ricca. Il degustatore provetto sicuramente vorrà sapere di più per quanto riguarda la descrizione dei profumi. Bene, in primis quello che viene fuori è naturalmente il termine di fruttato, che ricorda appunto la frutta fresca, i profumi primari cosiddetti del vino nel pre-fermentativo. Poi quello che si utilizza maggiormente a livello di degustazione olfattiva è il floreale, perché insieme a questi sentori di frutta, che possono essere pesca, banana, ananas o chi più ne ha più ne metta, generalmente il vino e soprattutto i bianchi sprigionano questi profumi floreali, che generalmente ci riportano ad odori appunto propri dei fiori, che possono essere rose rosse, rose più appassite, addirittura delle albicocche, e continuiamo a parlare di frutta, ma o fior di mandorlo, fior di albicocca, sono tutti profumi che vengono fuori. Alla categoria dei profumi invece terziari appartengono quei profumi che ci riportano al pepe nero, allo speziato, alla cannella, o addirittura, quando sono più ricchi e più importanti, al cuoio, al tabacco. E poi generalmente si sente dire sempre il bouquet del vino. Quando parliamo del bouquet del vino non è altro che un vino che naturalmente è fine, che quindi all'olfatto presenta odori molto gradevoli e che racchiude in buona sostanza tutta questa gamma di profumi di cui abbiamo parlato in un gradevole bouquet. Quando invece i vini presentano alcuni difetti, naturalmente la terminologia si adatta a questi difetti prendendo il nome di spunto, se ci ricorda un po' la sciescenza, o di ossidato, se naturalmente all'olfatto sentiamo una cassa ferrica o qualcosa che ci ricorda comunque il ferro, o un minerale tipo una pietra focaia, che per alcuni vini può essere anche un pregio, ma per molti di questi, soprattutto se parliamo di bianchi, è sicuramente un difetto. Quando poi il vino va portato in bocca sentiamo sempre parlare di persistenza gustativa, noi la chiamiamo PAI, per meglio dire la persistenza aromatica intensa, e qui abbiamo naturalmente una terminologia molto ampia, dove andiamo a definire il vino alla fine secco, che quindi ha pochi zuccheri, che comunque ci lascia la bocca sempre ben netta, ben asciutta, o franco, che è proprio del vino stesso sentiamo soltanto sentori di vino, e poi definiamo il vino caldo, e questo caldo generalmente è dato appunto dall'alcol, che in parte e soprattutto sentiamo appena qui dietro la parte dell'orecchio. Poi altri termini più usati, naturalmente mi fermo a poca terminologia, è il morbido, cioè a dire quando il vino presenta poche spigolature e nella nostra bocca si arrotonda, abbiamo questa sensazione quasi di vellutato, quindi sicuramente troveremo un altro termine appropriato quando avremo un vino morbido, che sarà quello di avere un vino equilibrato. Diverso è quando sentiamo spesso e volentieri
allappante o astringente, che generalmente la sensazione dei tannini dà, soprattutto nei vini rossi, e soprattutto quei tannini presenti in buona sostanza nei vini giovani. Ci danno questa sensazione appunto di allappante o astringente, dove per capirci meglio abbiamo la sensazione di aver mangiato un frutto poco maturo e quindi ci sentiamo la bocca come la lingua come coperta da questa astringenza quasi acidula. Altro termine molto usato è quello di dire vino fresco. Un vino fresco ci riporta un po' già al termine utilizzato, che è quello del secco. Generalmente i vini secchi generano freschezza, quindi una buona salivazione e quindi una buona acidulità, se vogliamo, del vino, e questo possiamo trovarlo in quei vini rossi abbastanza giovani, abbastanza briosi, ma soprattutto in quei vini bianchi che in estate utilizziamo bere. Ultimo termine che mi sento di dire è quello di corto. Molti vini alla fine vengono definiti corti, e lo dice la parola stessa, perché non hanno quella persistenza aromatica intensa di cui già abbiamo parlato, così lunga, cioè a dire il vino non permane nella nostra bocca o comunque nel nostro ricordo per lungo tempo. Quindi può anche essere un buon vino all'olfatto o al primo gusto, ma è corto, rimane poco nella nostra bocca. Vedo sul tavolo dei bicchieri, suppongo che per ogni tipologia di bicchiere ci si adatta un vino. Sì, è vero, ad ogni bicchiere corrisponde naturalmente un vino o più vini, perché il bicchiere giusto, fra virgolette, sicuramente esalta il piacere di bere un vino. Riconosco e capisco che a casa ognuno di noi non può avere questa grande gamma, anche se in effetti c'è una grossa fetta di pubblico e di amanti del vino che pian piano, grazie anche alla bontà delle industrie che hanno prodotto e producono calici e bicchieri anche a prezzi più ragionevoli rispetto a una volta, ci si può attrezzare naturalmente di bicchieri che possano far apprezzare al meglio i vini che vengono proposti. Questa gamma naturalmente non si esaurisce qui ne abbiamo una buona porzione, ma comunque piccola, perché la grande attenzione che il vino in questi giorni, in questi anni ha scatenato, ha fatto sì che anche i designer più famosi, le case e le cristalliere più famose abbiano forgiato vini ad hoc anche su richiesta di aziende che producono particolari vini. Per i neofiti e per noi che vogliamo tutti i giorni apprezzare il vino, basterà comunque barcamenarci tra questi bicchieri per, come dicevo prima, poter meglio apprezzare e valutare il vino. Qui abbiamo una serie di bicchieri. Partendo dalla mia destra abbiamo un bicchiere cosiddetto ad uovo allungato che accoglie tranquillamente dei vini bianchi un po' più importanti o dei vini rossi giovani e più freschi. Accanto troverete un bicchiere leggermente più panciuto con questa forma un po' da grande tulipano, ed è per i vini insomma un po' rossi, più fruttati, ma che comunque siano molto importanti. Generalmente qui si apprezza meglio un Nebbiolo se non un Barolo. Altro bicchiere che accoglie tranquillamente, magari in una forgia più ampia di questo, è questo tipo di Bourgogne piccolo in questo momento, che accoglie bene i vini appunto della Bourgogne, che generalmente sono dei rossi molto più fruttati, più aciduli, ma che vanno bene comunque, non voglio confondervi le idee, anche per dei bianchi un poco più longevi probabilmente. Un bicchiere a cui sono particolarmente appassionato è questo, che serve prevalentemente per il servizio di vini provenienti da vendemmie tardive, come ad esempio i vari Muffato o allo stesso tempo il nostro Mandra Rossa da vendemmia tardiva. Qui vengono accolti comunque bene tutti quei vini bianchi comunque che hanno una buona alcolicità, e soprattutto veniva usato tanto la classica flute
per vini spumanti, è consigliato soprattutto per i prosecchi, perché meglio valorizza l'effervescenza del prosecco e il fruttato floreale giovane di un prosecco. Per dei vini spumanti, o per meglio dire per gli champagne e spumanti millesimati, oggi si preferisce invece questo bicchiere che ha un inizio di forma di flute, ma poi si allarga per meglio accogliere i profumi più importanti e più intensi e il perlage di questi vini. Questo invece è il nostro bicchiere da degustazione da qualche anno, è un bicchiere ISO 9001 approvato per una degustazione di quasi tutti i vini, e possiamo definirlo un bicchiere da tutti i giorni perché ben accoglie sia vini bianchi naturalmente giovani che vini rossi comunque giovani. Questo tulipano per i Porto, magari se lo trovate nella forma più piccolina. E qui accanto, per i vini rossi più strutturati e per i bianchi più strutturati, abbiamo già visto quella gamma di bicchieri. Questo è un bicchiere da marsala o da vino liquoroso, così come lo potete vedere, perché accoglie bene la consistenza del vino, ma nello stesso tempo raccoglie con questo camino i profumi che sono molto importanti, ma non così facili da trovare come nei vini bianchi freschi.